Buonasera a tutti, gentile pubblico, con le immagini ci troviamo a Coreglia Antelminelli, dove seguiremo insieme la premiazione di fine stagione della provincia di Lucca. Una premiazione che vede impegnati tantissimi atleti, società che vanno dai giovanissimi ai professionisti, tanti campioni premiati, a partire dal campione regionale degli esordienti del secondo anno ai due campioni italiani della categoria sia allievi sia under 23 come Federico Monti e Matteo Mammini. Ma andiamo ad ascoltare insieme le interviste realizzate alle autorità che erano presenti a questa bellissima premiazione. Matteo Mammini, campione italiano della cronometro under 23, anche oggi premiato. Matteo, siamo nella tua città, nella tua provincia. Ma sì, è un onore sempre essere presente a queste manifestazioni e essere premiato qua. Ogni volta che vengo è un'emozione nuova e sono molto felice. Ecco. Matteo, il prossimo anno te ne vai dalla Toscana, però il cuore rimane a Lucca. Ma sicuramente Lucca è la mia terra, sono cresciuto qua, mi alleno qua e il cuore rimarrà per sempre qua. Ho deciso di uscire un po', di fare nuove esperienze e vedremo come andrà. Quest'oggi, come si è detto, è stato un brivido, soprattutto quando siamo stati tutti sul palco con quell'inno nazionale ancora una volta. Ma sì, sentire l'inno nazionale è sempre un'emozione fortissima, è la cosa più bella. Quando vinci l'italiano e ti metti la maglia, senti l'inno, è bellissimo, e risentirlo ogni volta è una cosa stupenda. Federico Monti, campione italiano della categoria allievi. Federico, sei premiato nella tua provincia, questo italiano ti ha portato tante soddisfazioni. Sì, devo dire che è stata una stagione che è proprio indimenticabile, oltre all'italiano altre 5 vittorie, 2 anche con la maglia tricolore. Volevo ringraziare la società del Monte Carlo, che io più che società la chiamerei una famiglia, perché veramente mi ci sono trovato benissimo. Ringrazio tutte le persone che fanno volontariato dietro a questa squadra e tutti gli sponsor. E devo dire che è anche grazie a loro che io ho ottenuto questi successi e ho la possibilità, e non la danno solo a me la possibilità, e quindi vanno ringraziati veramente. Com'è stato sentire l'inno? È stato veramente emozionante, mi ha riportato la memoria a quando ero sul palco dell'italiano e è stata veramente un'emozione incredibile. Un'altra presenza importante, Nicolas Nesi, campione provinciale regionale della categoria esordienti secondo anno. Nicolas, quest'anno una bellissima stagione. Sì, quest'anno è stata una stagione stupenda perché ho ottenuto il risultato di campione provinciale e campione regionale, quindi sono molto contento delle mie prestazioni. Il prossimo anno si inizia con la categoria allievi, sarà un pochino più dura. Sì, il prossimo anno sarà più dura sicuramente, però ci metterò il mio impegno e cercherò di dare il massimo. Giacomo Bacci, vicepresidente vicario della Federazione Toscana. Giacomo, anche oggi abbiamo assistito a una bellissima premiazione. Sì, una bellissima premiazione in una provincia sicuramente in crescita. Negli ultimi anni ha sempre progredito non solo sotto l'aspetto tesseramento ma anche sotto l'aspetto organizzativo. Quindi credo siamo in un luogo importante, in una provincia importante e soprattutto per quello che riguarda le attività giovanili. Ecco, quello dove la federazione, dove il ciclismo toscano, dove il comitato regionale toscano punta, quindi per poi poter raccogliere poi il domani i frutti che questa provincia sicuramente ha raccolto. I campioni si fanno dalle fondamenta, a Lucca dal limite dei 90 a sopra i 100 dei giovanissimi, un bel risultato. Ma credo di sì, l'ha esposto il Presidente quasi nei suoi mandati di aver raddoppiato praticamente il numero dei giovanissimi. Ecco, questo credo che sia un preludio importante, un qualcosa che ci fa ben sperare per il futuro, soprattutto in un momento così particolare. Io credo che sia veramente un plauso da dovergli fare. Dopo gli europei Lucca si presenta come la partenza del mondiale, quindi sempre in prima linea. E beh, questo credo che sia il coronamento di tutto il lavoro che ha svolto fino ad oggi e che sicuramente potrà contribuire anche per il ciclismo di domani. Adesso con noi il sindaco di Coreglia, Amadei Valerio. Amadei, una premiazione che per la prima volta si affaccia su Coreglia, quindi insomma state sempre più prendendo campo nel ciclismo. Sì, sono onorato, devo ammetterlo, mi fa piacere che stamattina la festa del ciclismo lucchese sia avvenuta sul territorio di Coreglia Antelminelli, quindi una doppia soddisfazione aver avuto qua tanti piccoli campioni da vedere crescere man mano che passa il tempo.
Ecco, Coreglia ha anche una società ciclistica, il Giovo Team Coreglia, che comunque abbiamo visto anche sul palco è forte di tantissime unità, quindi vuol dire che il ciclismo qua non è morto. Sì, devo ringraziare veramente la società dilettantistica Giovo Team Coreglia perché si sta veramente adoperando affinché questo nuovo sport prenda nel nostro campo, il nostro territorio, che tanto si fa alla bicicletta, alla mountain bike, e quindi uscire un po' anche dalla monotomatica che è quella dello sport del calcio. Ecco, affrontavi un tema importante, quello della mountain bike. Sicuramente è una disciplina che tanti non conoscono, una disciplina un po' strana, però che l'amministrazione comunale di Coreglia, da come abbiamo sentito anche prima, si impegna per organizzare qualcosa. Sì, ci sono degli appuntamenti fissi nel calendario delle manifestazioni sportive del Comune di Coreglia, tra le quali c'è appunto queste organizzate dall'associazione Giovo Team Coreglia, appunto, dove sta regalando veramente grandissime soddisfazioni con dei campioni regionali e provinciali. Maurizio Ciucci, il presidente della commissione Giovanissimi in Toscana. Maurizio, ci troviamo in una provincia piena di categorie giovanili. Sì, veramente, guarda, è una provincia che ha dato un impulso importante al settore giovanissimi. Come diceva prima nella festa battaglia, sono quasi raddoppiati i ragazzini, ma perché la giusta politica è di fare promozione, non guardare solamente alcuni aspetti, ma guardarli in un aspetto a 360 gradi. E quindi è fondamentale, ecco, proprio come la categoria giovanissimi, è dare promozione, dare la possibilità a questi ragazzi di avvicinarsi a questo sport. Perché si diceva, i giovanissimi, ormai nella categoria giovanissimi si tende al risultato. Sì, diciamo che ha preso un andamento che bisogna fare un passo addietro, renderla un pochino meno importante. Cioè è importante sotto l'aspetto perché da lì parte il ragazzino, da lì si appassiona e si avvicina a questo sport, però riprendere un attimino, dare l'importanza alla vittoria, queste cose bisogna ridurre un attimino, dare l'importanza alla società, premiazioni di società, ecco, ridurre un pochino le aspettative di quelle che deve dare questa categoria. Ora abbiamo te, quindi lo chiedo a te, come si impegnerà la Commissione Giovanissimi per il prossimo anno, data questa seconda domenica del mese? Ma noi abbiamo, tra l'altro, ecco, un aspetto che l'anno scorso non siamo riusciti a fare è dare questo impulso a un'attività di velocità su pista, e quindi quest'anno cercheremo in questa seconda domenica di rifare un Grand Prix, un qualcosa che leghi queste 3-4 fine settimana. Ecco, che sono veramente importanti, far conoscere l'aspetto della pista e cosa si può fare all'interno di queste. Pugetti Laura, la segretaria del comitato provinciale lucchese. Laura, è stata quest'oggi una giornata un po' frenetica, ma finita bene. Sì, allora è stata frenetica perché giocando in casa, diciamo, è stata un po' emozionante e sì, ok. È stata un po' emozionante perché ci tenevo a non deludere Lucca, perché essendo una società nata quest'anno abbiamo cercato di fare delle promesse e ci abbiamo messo tutto per poterle mantenere, e penso che le abbiamo mantenute, anche perché abbiamo creato da quest'anno questa società di bambini, l'abbiamo improntata sulla mountain bike, anche perché era un po' morta, diciamo, la mountain bike come idea. Abbiamo fatto 10 corse promozionali che sono... non è che non siano importanti come le altre, anche perché l'impegno è esattamente lo stesso, sia finanziario che pratico. Quindi 10 corse per una società vuol dire tantissimo. Ora il prossimo anno cercheremo di farne 2 anche agonistiche per poterci un po' amalgamare con gli altri, perché l'ideale del ciclismo è un po' sull'agonismo. Sul promozionale ho visto che ce l'abbiamo portato noi, perché dalla prima corsa che avevamo 27 partenti siamo riusciti a ottenere all'ultima corsa sembra 85 partenti, che è come in un rampichino effettivo, e quindi siamo contenti dei risultati ottenuti. Cercheremo di fare 2 corse che vengano agonistiche, come abbiamo detto, nei giovanissimi, poi faremo con l'aiuto del sindaco, perché il sindaco è una persona, come avete visto, molto attiva sullo sport, di fare anche una corsa di esordienti su strada, e penso che per una società nata quest'anno sia abbastanza. Non è che mi voglio dare dei benefici per conto mio, però penso che è stata veramente una battaglia. Devo ringraziare tutte le persone del Giovo Team Coreglia che partecipano veramente all'ennesima potenza. Nessuno si è mai tirato indietro, tutti hanno dato il suo contributo, e anche, diciamo, un contributo molto grande, non un contributo piccolino.
Gianfranco Battaglia è presidente della Federazione Ciclismo Italiana a Lucca. Gianfranco, siamo arrivati ormai alla fine di una bellissima stagione per la provincia di Lucca. Senz'altro, guarda, come ho già detto anche nella trasmittente, quest'anno è stata un'annata buona, buonissima, sia da un punto di vista organizzativo sia da un punto di vista dei risultati conseguiti. Organizzativo, cioè al di là delle solite gare, insomma, a livello di elite, juniores e tantissimi allievi, c'è stato il campionato europeo ciclocross, insomma la prima volta in Italia, c'è stato un grande lustro, una grande manifestazione, riconoscimenti a livello internazionale. Per quanto riguarda invece i risultati tecnici, abbiamo 2 campioni italiani, una società che ha conseguito tantissimi risultati nel campo dell'elite, il Gragnano, abbiamo dopo tanto tempo diverse al di là dei 2 campioni italiani, ma del campionato regionale, insomma il Monte Carlo quest'anno ha fatto delle cose grandiose, eccezionali, ma poi soprattutto è il movimento che è cresciuto, soprattutto in Versilia, dove c'è il Pian di Mommio, c'è avuto un ragazzino interessante, il Barzottelli, la Pozzese Sacchelli, insomma, e tanti altri stanno venendo, e questo è frutto, come ho detto anche nelle relazioni, del lavoro fatto dalle società, e insomma mi sembra che sia doveroso, ecco, questo riconoscimento, insomma, a Lucca, che insomma quest'anno è stata alla pari, non voglio dire di più, no, ma alla pari, ecco, di tante altre province della Toscana. Ecco Gianfranco, quest'anno abbiamo assistito al campionato europeo di ciclocross, che è stata la manifestazione più importante in Italia. Campionato europeo di ciclocross che per il primo anno si avventurava in Italia. Per voi è stata una bella esperienza, riuscita bene? Sì, è stata la prima volta in Italia, la prima volta in Toscana, la prima volta a Lucca, diciamo, no? A Lucca era 40 anni che non c'era un campionato europeo. Insomma, diciamo che dobbiamo ringraziare l'Unione Europea, la Federazione Ciclistica Italiana che l'ha proposto. Noi, insomma, era 2 anni che si lavorava a questa manifestazione, insomma, mi sembra che poi sia andato tutto bene, al di là di qualche particolare tecnico, ma insomma questo non rientra nel campo dell'organizzativo, però veramente è stata una bella esperienza, una bella manifestazione, cioè una cavalcata durata 5 anni, perché insomma abbiamo cominciato nel 2007 con i campionati italiani e poi ecco, ripeto, ci sono anche altre manifestazioni che indubbiamente di questi tempi che corrono, insomma la pedalata elettrica è una bella manifestazione a livello è regionale, ma insomma si può dire sia nazionale, mentre quella di Corsanico è veramente una gara nazionale. Insomma ci sono state delle cose che indubbiamente io penso, tutto considerato sotto la mia presidenza, sia stato, coniugando insieme l'aspetto organizzativo e l'aspetto tecnico, sia stato il migliore anno di questi 11 anni. Il prossimo appuntamento per Lucca importante sarà la partenza del campionato mondiale proprio da Lucca, però abbiamo parlato molte volte, ci sarebbe anche la voglia di un campionato mondiale ciclocross. Ma io questo, coi tempi che corrono, per carità, dire mai, però con i tempi che corrono c'è una crisi economica spaventosa nel sistema Italia. E fare queste manifestazioni, cioè, è impensabile farli con gli enti pubblici. Ci vorrebbe un grande industriale, un appassionato, mettesse mano al blocchetto delle assegne, allora si fa tutto, se no altrimenti in questi momenti qui è dura tirare avanti la normale amministrazione, è dura e anche le società devono fare salti mortali per fare questo. Comunque, ripeto, a volte non si sa mai, insomma, no? Le cose può anche venire fuori quello che gli interessa. Ripeto, la nostra organizzazione non è che si può fare tutto, non è che non si possa fare anche, cioè noi è un'organizzazione affiatata di una 40-50 persone,
tutti disponibili, pioggia, neve o acqua è lo stesso, insomma preparati anche professionalmente. Cioè io ho questo onere e onore, diciamo, di guidare questo gruppo e, insomma, penso che saremo in grado, però insomma, io sono molto col piede di piombo, sono obiettivo, insomma. Senti, un'ultima cosa e poi ti lasciamo andare. Una cosa bella della festa del ciclismo lucchese è che comunque non rimane ferma, non è sedentaria in un solito luogo, si sposta nelle varie parti della provincia di Lucca, questa è una bellissima cosa. Ma guarda, io, sai, insomma, non voglio essere presuntuoso perché per carità dico, però è stata una mia scelta politica sportiva, si intende, dico 11 anni fa. Io tutta la mia attività prevalentemente l'ho concentrata, o meglio ho cercato di prendere sempre raccordi con le istituzioni, cominciato con la provincia, con i comuni, e dovunque sono andato sono stato ben accolto e ho visto che questa è stata una politica vincente, perché oggi senza le istituzioni, anche se non hanno più soldi, però ti danno la possibilità di effettuare le gare, ti mettono a disposizione le strutture. Vedi qui, insomma, non è che ci ha messo a disposizione una struttura bellissima, qui sotto ha fatto un piccolo rinfreschino, cioè ha addobbato in maniera, cioè oggi, ripeto, la scelta che ho fatto 11 anni fa, insomma, secondo me mi ha ripagato, ecco, e l'ho visto con il tempo. E non è stato tempo perduto, anzi si è sentito anche dei discorsi, insomma, hanno complementato questa iniziativa. Questo grande lavoro terminiamo con dei ringraziamenti, Gianfranco. Ma ringraziamenti senza dubbio al Comune Coreglia, insomma, al sindaco, un sindaco dinamico, intraprendente, a tutta la mia equipe, diciamo, in questo caso soprattutto alla Federazione Provinciale Lucchese, a tutti i miei collaboratori, insomma, e alla federazione anche regionale, ma sai, è una festa del ciclismo più che altro un discorso locale, ma insomma un ringraziamento particolare anche qui agli amici del Giovo Team Coreglia che insomma si sono adoperati, cioè io veramente ho trovato un grande entusiasmo in questa zona, io mi auguro di aver seminato bene, come dite, mi auguro di aver seminato bene, vedremo insomma a volte se la semina sarà fruttuosa o meno.